Dal porto di Marghera la nave ucraina autorizzata al viaggio e carica di olio vegetale destinato al mercato alimentare. Le Fiamme Gialle scoprono una cooperativa del settore del pesce che ha ottenuto senza averne diritto fondi dello Stato destinate alle aziende in difficoltà per il Covid. La preoccupazione del governatore del Veneto Zaia dal West Nile con un piano straordinario di disinfestazione al caro energia e all'autonomia alimentare. Attività commerciali con le luci spente in orario di apertura per lanciare un grido d'allarme alla politica sul caro bollette. Partecipano anche i negozi di San Donà di Piave. 4 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni ad Orso Duro dopo lo scoppio di un incendio del vano contatori elettrici di una casa a 3 piani, nessun ferito. Favorire la residenzialità e regolare gli affitti turistici. In più di 250 hanno partecipato a una cena organizzata sotto la loggia del mercato di Rialto per continuare a far vivere Venezia. La prima star che è arrivata al Lido è la madrina della mostra del cinema, Rocío Muñoz Morales, che in una nostra intervista ha raccontato le sue emozioni in vista dell'inaugurazione del festival di domani sera. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, eccoci in diretta dallo studio. Prima di far partire il primo servizio che avete sentito riguarda l'arrivo della nave ucraina carica di olio vegetale, vi propongo il sondaggio di questa sera, il cui esito daremo poi in prima serata a Ring. Si parla proprio di energia in questo caso, torniamo al nucleare, vi chiediamo per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e come detto poi le vostre opinioni, le percentuali questa sera in prima serata dalle 21:15 a Ring. Intanto andiamo a vedere dunque le immagini della nave arrivata questa mattina all'alba proprio a Marghera, nave ucraina carica di olio destinato al mercato alimentare. Vai. Gli esiti sono stati conformi al dichiarato e quindi si tratta di olio di girasole, olio vegetale di girasole. Poco prima delle 14, completati i controlli, si può aprire il collegamento tra la nave e il serbatoio della banchina. È un momento importante, parliamo della nave ucraina Zamrut Ana, partita il 20 agosto da Odessa e che trasporta 6.300 tonnellate di olio vegetale, di semi di girasole per la precisione, destinato al dettaglio, quindi a negozi e supermercati. Un viaggio e uno sbarco nel porto di Marghera resi possibili dall'accordo raggiunto grazie alla mediazione della Turchia. Questa è la quinta imbarcazione che arriva sul territorio nazionale da Odessa. Ovviamente ci sono le verifiche di polizia doganale svolte dal nostro nucleo antifrode e le verifiche dei nostri laboratori chimici. A coordinare le operazioni la ADM, ovvero l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, che ha messo in campo una task force di competenza professionale elevata per controllare la regolarità dei documenti, ma anche la composizione chimica dell'olio e la sua salubrità, con un laboratorio mobile che può effettuare in tempo reale analisi e test. I nostri funzionari hanno effettuato intanto un controllo a bordo per verificare la conformità del carico, la presenza di eventuale materiale non autorizzato. Successivamente verranno svolte all'atto della dichiarazione doganale dei controlli più approfonditi, ivi inclusi quelli di laboratorio sulla merce che viene sbarcata. Il porto di Venezia, la banchina dei cereali di Marghera per la precisione, sono così al centro dell'attenzione nazionale in queste ore. Venezia sarà attrezzata anche meglio, abbiamo in corso delle protocollazioni, per questo è qui a Venezia la direzione generale, per dare una sede istituzionale e un centro studi di ricerca e di formazione all'avanguardia per il Nord Italia. La nave, battente bandiera liberiana, ha attraccato all'alba e ripartirà per l'Ucraina dopo aver completato le operazioni di scarico. Le Fiamme Gialle invece hanno scoperto una cooperativa del settore del pesce che avrebbe truffato lo Stato ottenendo fondi destinati alle aziende in difficoltà per il Covid pur non avendone diritto. C'è anche un 50enne di Chioggia tra le 6 persone denunciate, una arrestata dalla Guardia di Finanza di Rovigo.
L'indagine, che si è sviluppata tra le province di Rovigo e Venezia, con numerose perquisizioni, è partita dai sospetti delle Fiamme Gialle sulla richiesta di una società del Basso Polesine del settore ittico che nella fase più acuta della pandemia aveva chiesto e ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato con il cosiddetto decreto liquidità per 450.000 euro, dichiarando di possedere i requisiti chiesti dalla legge. In base alla documentazione prodotta, la cooperativa vantava bilanci multimilionari e una apparente rete commerciale presente sia in Italia che all'estero. Tuttavia, ottenute le risorse pubbliche, la cooperativa aveva iniziato a far registrare molteplici debiti per centinaia di migliaia di euro, non pagando o non restituendo la merce ricevuta. Dalle indagini è emerso che la cooperativa non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali dal 2019 e per le annualità precedenti mai emesso fatture, e la struttura aziendale è risultata essere invece una realtà fittizia, priva di dipendenti e di struttura commerciale, gestita apparentemente da prestanome manipolati dall'esterno, mentre dell'attività illecita è risultato essere, secondo gli inquirenti, un cinquantenne originario di Chioggia, il quale ha presentato un bilancio falso per ottenere il finanziamento di 450.000 euro. Il Tribunale di Rovigo ha sequestrato anche beni, denaro e quote societarie per 500.000 euro. I reati contestati vanno dalla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato alla truffa plurima aggravata continuata, alla bancarotta fraudolenta e all'autoriciclaggio. Dal West Nile, con un piano straordinario di disinfestazione in Veneto, alla preoccupazione per il caro energia e alla necessità di arrivare all'autonomia alimentare. Sono i temi affrontati oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione Veneto Zaia. 227 casi censiti con contagi e ricoveri in crescita. La diffusione del virus West Nile in Veneto preoccupa, tanto che la Regione ha deciso di partire con un piano straordinario da 1 milione di euro per una campagna di disinfestazione che verrà effettuata nei primi 10 giorni di settembre nei comuni maggiormente colpiti. Noi facciamo 2 azioni, l'azione larvicida e l'azione insetticida, cioè con questo 1 milione di euro attiviamo tutta una serie di trattamenti, ma anche dare indicazioni ai cittadini, cioè un controllo responsabile del territorio non prescinda dalla collaborazione con i cittadini. Fondamentale non lasciare in giardini e balconi ristagni d'acqua, utilizzare repellenti ed abiti coprenti e chiari se si sta all'aperto nelle ore dal tramonto al primo mattino. Cioè la zanzara che ti punge e ti inocula il virus è un problema assolutamente importante. Avete voi dato la notizia qualche giorno fa del fatto che abbiamo dei reparti che ormai hanno più ricoverati di West Nile che di Covid. Le persone che finiscono in terapia intensiva molto spesso sono persone con comorbidità, che hanno altre patologie pregresse e persone magari anziani. Parallelamente verrà incrementata anche la potenzialità diagnostica delle microbiologie per avere una diagnosi tempestiva delle infezioni da West Nile. Altra questione al centro della conferenza stampa del presidente Zaia, quella dell'energia, con i rincari esorbitanti che sono fonte di grande preoccupazione. Noi stiamo affrontando una fase autunnale e invernale che diventerà pesantissima per la disponibilità di fonte energetica, ma pesantissima ancora di più per i bilanci familiari. Del costo dell'energia che è quadruplicata, sulla quale è fondamentale che ci sia un intervento repentino. E se il nostro paese non è autonomo dal punto di vista energetico, non lo è nemmeno per quello alimentare. Significa che se chiudessero i confini e non ci fosse più l'ingresso di derrate alimentari, per un chissà che guaio internazionale che potrebbe accadere, noi ci troveremo nella difficoltà di poter sfamare tutti i cittadini. Anche questo è un tema. Io continuo a dirlo, l'ho anche scritto in 2 libri, cioè il tema dell'autonomia alimentare vale quanto quello dell'autonomia energetica. E quindi dobbiamo abbandonare i set aside imposti dall'Europa, abbandonare tutto quello che è non coltivazione e tornare a coltivare i campi, investire nell'agricoltura in maniera tale che ci siano derrate alimentari, ci sia cibo. La politica col segretario nazionale del PD Enrico Letta, che ha aperto la campagna elettorale nel Vicentino, dove è candidato alla Camera, ieri a Torri di Quartesolo e oggi il tour nella provincia. Penso che sia una delle cose più belle di questa campagna elettorale, questa sfida in Veneto, questa sfida a Vicenza e in Veneto per convincere tutti coloro che
sono rimasti molto delusi da quell'atteggiamento che la Lega in particolare, ma anche Forza Italia, hanno tenuto di far cadere il governo Draghi, che stava facendo bene, stava lavorando bene. La sfida di Letta qui a Vicenza è iniziata ieri a Torri di Quartesolo, nel primo appuntamento del suo tour, che oggi lo ha visto impegnato a Valdagno nel distretto della Concia. Una candidatura, Enrico Letta è candidato come capolista alla Camera nel collegio di Vicenza, arrivata come apripista per le amministrative 2023 che ci saranno in città. È uno dei motivi della mia candidatura qui, è anche questo: noi vogliamo scommettere sul Veneto, il Veneto che ha eletto Giordani e Tommasi, quindi in due città fondamentali del Veneto, quali sono Padova e Verona, e l'anno prossimo c'è Vicenza, quindi è evidente che la mia candidatura ha anche spinta molto a immaginare che l'anno prossimo a Vicenza, a partire da un grosso impegno adesso, ci possa essere una continuità con quello che ha fatto Tommasi a Verona e quello che ha fatto Giordani a Padova. Dopodiché di nomi parleremo dopo le elezioni politiche, ovviamente, perché mi sembra corretto che sia così. Tra i temi caldi di questa campagna elettorale quello del caro bollette, in cui la ricetta del PD, spiegata dal segretario nazionale Dem, passa per 4 punti: un tetto delle bollette a livello nazionale, disaccoppiando l'elettricità prodotta con il fossile da quella con le rinnovabili. Il secondo è il raddoppio del credito d'imposta per le imprese. Il terzo capitolo, per le famiglie più in difficoltà, è l'introduzione di una bolletta luce sociale per dimezzare i costi. Infine la questione del risparmio energetico, il tutto nella cornice di un piano europeo. Altro tema affrontato, quello relativo all'autonomia. Credo al tema dell'autonomia quando il tema dell'autonomia viene declinato in modo molto concreto su questioni che hanno poi una probabilità e una capacità di ricaduta. Quindi noi sul tema dell'autonomia abbiamo sempre avuto un atteggiamento che è un atteggiamento di disponibilità a discuterne, purché non sia l'Italia che si divide o purché non sia una parte del territorio che si prende rivincite su un'altra parte del territorio. In Veneto anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per un tour elettorale partito dalla visita di cantieri con il super bonus 110%. Sentiamo nell'intervista le proposte del movimento per affrontare la crisi energetica che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie. L'abbiamo detto da subito, occorrono misure straordinarie e tempestive. Vi ricordate, già a febbraio io ho parlato di un Energy Recovery Fund, avevo detto che non ci si poteva contare di una risposta assolutamente, di un palliativo. In Europa non c'è stata mai una risposta, invece bisognava premere e bisogna premere, speriamo che adesso, anche se tardivamente, si arrivi a un piano di acquisto comune del gas e dell'energia, un piano di stoccaggi comune e un tetto calmieratore. Sul fronte interno occorre innanzitutto recuperare quei 9 miliardi, una norma scritta evidentemente non bene dal governo, bisogna riscriverla e ottenere il recupero di 9 miliardi, perché il rischio è che anche le misure già stanziate, quei palliativi, quelle misure insufficienti, ovviamente non possano aiutare le famiglie e le imprese, perché quei 9 miliardi vanno recuperati. Poi abbiamo detto che la tassazione sugli extraprofitti può essere anche estesa ad altri settori di attività, imprese nel campo farmaceutico, nel campo assicurativo, tutte quelle dove ci sono stati ovviamente dove si sono accumulati ingenti profitti in forma speculativa durante la pandemia. Ecco, questo è il primo passaggio. Poi, lo abbiamo detto sin da tempo, noi siamo anche favorevoli a valutare un ragionevole scostamento di bilancio. Andava fatto prima, lo si poteva fare, lo abbiamo dimostrato durante il momento più duro della pandemia, 5 variazioni di bilancio, abbiamo lasciato lo spread sotto i 100. Quando c'è un indirizzo di politica economica sociale chiaro, determinato, i mercati finanziari lo capiscono. Attività commerciali con le luci spente in orario di apertura per lanciare un grido d'allarme alla politica proprio sul caro bollette. All'iniziativa, che si svolgerà per 15 minuti in contemporanea in tutta Italia, partecipano anche le attività del San Donatese. Vogliamo dare un segnale forte alla politica, perché anche in questo momento di campagna elettorale ci si focalizzi su questa questione che sta diventando veramente dirompente. Dobbiamo richiamare fortemente l'attenzione degli amministratori perché venga fatto qualcosa subito. Anche nel San Donatese le luci dei negozi saranno spente per protestare contro il caro bollette. Confcommercio San Donaiesolo ha aderito all'iniziativa nazionale dell'associazione per denunciare un problema che sta rischiando di mettere in ginocchio famiglie e imprese.
Domani lo spegnimento delle luci delle attività del terziario di mercato partirà a mezzogiorno e si protrarrà per un quarto d'ora. Secondo Confcommercio, nel Veneto orientale stanno rischiando di chiudere prima tutte le attività legate al turismo. Sapevamo che l'energia costava molto di più di quello che abbiamo pagato l'anno scorso, però l'arrivo di queste bollette che abbiamo toccato con mano in questi giorni è veramente pazzesco. Bollette triplicate da 20.000 a 60.000 euro, si capisce che già una famiglia è in difficoltà a pagare 1 migliaio di euro rispetto ai 300 che pagava prima. Pensate a un'attività commerciale che magari da un albergo che da 20 passa a 60 o un ristorante che passa da 9 a 30.000 euro. Come prima conseguenza, il peso quasi insostenibile del caro bollette potrebbe spingere alcune attività a limitare gli orari di apertura per risparmiare i costi. La proposta dell'Associazione dei commercianti è il disaccoppiamento del prezzo dell'energia. Il prezzo dell'energia oggi è determinato dal prezzo della componente più alta, che è il gas, che è aumentato di 10 volte rispetto a prima della guerra in Ucraina. Stiamo pagando al prezzo del gas anche l'energia idroelettrica, quella fotovoltaica o quella eolica, che non è aumentata per nulla. Quindi un intervento immediato del governo deve essere su questa linea, disaccoppiare le tariffe in modo da poter dimezzare il costo attuale dell'energia. La cronaca, poco dopo le 10.35, i vigili del fuoco sono intervenuti a Dorsoduro, in centro, per l'incendio di un vano contatori elettrici di una casa di 3 piani. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi con un'autopompa lagunare, hanno spento le fiamme che hanno provocato del fumo denso che ha invaso tutto il vano scale. Evacuate dai vigili del fuoco 4 persone, tra cui un disabile a cui sono stati fatti indossare le utenze supplementari degli autoprotettori per respirare aria pulita. Coinvolte parzialmente dalle fiamme anche le utenze del gas metano, che sono state momentaneamente chiuse. Favorire la residenzialità, regolare gli affitti turistici a Venezia. In più di 250 hanno partecipato a una cena organizzata sotto la loggia del mercato di Rialto per manifestare la volontà di continuare a vivere a Venezia. A Venezia più di 250 persone hanno cenato sotto la loggia maggiore del mercato di Rialto per manifestare la volontà di continuare a vivere in una città sempre più ostaggio del turismo di massa. Il regista Andrea Segre ha raccontato questa realtà in un film che ha contribuito alla nascita del progetto Alta Tensione Abitativa, un movimento spontaneo di residenti che ha portato anche all'approvazione di una legge dello Stato che affida al Comune di Venezia la facoltà di limitare gli affitti di case ai turisti, non certo alla famiglia che arrotonda con un appartamento, ma ai grossi gruppi. Ci sono agenzie e gruppi di interesse che hanno decine, centinaia di appartamenti che vengono messi sul mercato turistico e sottratte al mercato residenziale. Noi difendiamo soprattutto questo, il diritto di poter vivere nei luoghi belli che amiamo, che vengano visitati, ma non per questo devono essere abbandonati. A fare gli onori di casa il Comitato Rialto Novo, un'altra realtà nata dai residenti per la tutela dell'area rialtina, dei suoi abitanti e del suo mercato. Con la calata degli abitanti chiaramente non ci sono più banchi in pratica, perciò questo discorso in quale siamo entrati di alta tensione abitativa ci sembra sia una cosa ottima per far sì che a Venezia ritornino residenti. Tra gli ospiti anche Nicola Pellicani, l'oramai quasi ex deputato che è riuscito a portare in Parlamento la nuova legge. È un'esigenza quella non di vietare ma di regolamentare le locazioni turistiche, trovando un punto di equilibrio tra l'esigenza e il diritto alla residenza e il diritto a svolgere l'attività di locazione. Bisogna trovare un punto di equilibrio, adesso la palla passa al Comune che deve fare in fretta il regolamento. Leggi di questo genere sono già state approvate in diverse città europee. La nostra campagna vuole andare, non limitarsi alla città di Venezia, ma andare a interessare tutte le città che vivono questo problema e che necessitano di strumenti per contemperare gli interessi dei proprietari ma anche gli interessi della residenza e di chi vuole continuare a vivere nei centri urbani. Ora parliamo della mostra del cinema, perché la prima star arrivata al Lido è la madrina di questa edizione. È arrivata alla mostra del cinema e a Venezia insieme ai suoi genitori.
Rocío Muñoz Morales, madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si presenta così al suo pubblico all'Excelsior, semplice, sorridente e affabile, e incanta già il festival. Ho delle sensazioni bellissime, delle vibrazioni bellissime. Credo che sarà una grandissima mostra. C'è una sensazione di rinascita, di liberazione, di voler anche essere travolti da questa biennale. Ci svegli un piccolo segreto: domani come condurrai, quale sarà il tuo discorso? Il discorso parlerà sicuramente di quanto sia il cinema importante per tutti noi. Le nostre storie, le nostre emozioni, le nostre sensazioni sono importanti per il cinema, perché il cinema vive di quello, no? Ecco cosa ha pensato quando le hanno proposto di essere madrina della Mostra del Cinema. Un po' non ci credevo, ho detto vedrai che poi mi chiamano e mi dicono no scusa era uno scherzo o ci siamo sbagliati, abbiamo ripensato che sarà diversamente. Poi mi sono sentita molto fortunata, ho sentito anche subito una grande sensazione di dover rappresentare tutte le persone che lavorano alla Biennale per tanti mesi. Non poteva mancare, per concludere, un saluto ai nostri telespettatori. Ciao a tutti, sono Rocío, sono a Venezia Lido, vi mando un bacio e buona mostra a tutti. A poche ore dall'inaugurazione, nostra intervista al direttore della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Sentiamolo. Sarà un festival ricchissimo e molto vario, fatto di tantissime proposte, dai grandi nomi del cinema contemporaneo ai film più attesi della nuova stagione, ma anche tante scoperte, tanto cinema che viene da paesi meno frequentati dalla distribuzione commerciale, tanti nuovi autori, giovani autori di grande talento, e quindi un festival che esplora il cinema contemporaneo a 360 gradi senza pregiudizi e senza limiti. Le parole chiave di questa edizione? Le parole chiave sono il ritorno, no, alla normalità dell'esperienza festivaliera dopo 2 anni di limitazioni imposte dalla pandemia, il ritorno del pubblico. 5 film italiani in concorso di qualità. Assolutamente sì, poi ce ne sono altri in concorso Orizzonti, concorso Orizzonti Extra, qualcosa anche fuori concorso. Sono i film migliori che abbiamo visto, di una produzione enorme, persino troppo sovrabbondante. L'Academy viene a Venezia per la prima volta a presentare il suo nuovo amministratore delegato, un modo per sancire un rapporto non formalizzato che ormai esisteva da anni. Lo sapete, da Venezia sono partiti 4 film che hanno vinto l'Oscar per il miglior film, e addirittura in 9 anni 7 registi che hanno vinto la statuetta ambitissima come miglior regista dell'anno. Lasciatevi invece guidare dal sesto senso per andare alla caccia dei tanti tesori nascosti in questo programma. In conclusione vi ricordo alle 21:15 l'appuntamento con l'attualità politica di Ring. Ci saranno ospiti del nostro Ferdinando Avarino, Francesca Bressanin del Partito Democratico, Sara Moretto di Azione Italia Viva, Alberto Stefani della Lega, Gilberto Trombetta di Italia Sovrana e Popolare e Luca Teodori di Vita. E dunque dalle 21:15 Ring in prima serata su Antenna 3. È tutto per questa edizione, io vi ricordo tra poco l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il mese si conclude con un tempo spiccatamente variabile a causa di correnti instabili che attraverseranno il nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 31 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono locali schiarite pomeridiane, ma insomma nel complesso vedete il contesto risulterà piuttosto perturbato. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 29 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili locali piogge alternate a fasi di tempo migliore e con qualche parentesi soleggiata. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia il contesto. Il cielo avrà sole e nuvole con rovesci, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 13-17 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.